Rieccoci amici di Radio.0, pronti ad addentrarci anche in un evento unico del suo genere, come anticipato. Quanti amanti della street art abbiamo al rapporto? Alzate la mano. Vi aspetta alla chiesa di San Francesco a Udine, è un luogo veramente eccezionale, la mostra Banksy and Friends. Ha inaugurato pochi giorni fa, sarà aperta fino al 18 settembre, questa mostra che racconta proprio la storia della street art italiana, ma non solo, anche internazionale, attraverso il dialogo tra il misterioso artista inglese che tutti conosciamo e influenti artisti italiani del momento, che sentiremo anche tra poco. Street art ma non solo, oltre 40 opere, un dialogo suddiviso in 6 sezioni, ma ci raccontano di più anche gli ospiti ai nostri microfoni. Infatti il curatore Pietro Quattriglia Venneri, Pau, voce dei Negrita, un interessante ospite proprio insieme a noi, TV Boy, artista, e Patrizia Moroso, art director di Moroso. Andiamo a sentire di più. Banksy and Friends è una mostra estremamente innovativa che speriamo possa avere un impatto incisivo sul mondo artistico e culturale di Udine, città che ringrazio personalmente per aver accolto questa forma un po' particolare di percorso espositivo, che parte chiaramente da quello che è l'artista fondamentale in questo momento per la street art, cioè Banksy, di cui meno si sa e più ci si interessa, al quale abbiamo associato come corollario degli artisti italiani di grande importanza, a partire da Iago, Mr. Brainwash, Ravo Mattoni, TV Boy e Pau, noto chiaramente come rocker italiano e che da qualche anno si sta applicando con risultati estremamente interessanti a quello che è il tratto grafico e il tratto disegnativo. Ciao a tutti, sono Pau, il cantante dei Negrita, che mi trovo a Udine in una veste completamente diversa, cioè come pittore, se vogliamo, artista diciamo figurativo, e sono qua in questa mostra. Per me è un'occasione fantastica, perché insomma Banksy and Friends è una cosa importantissima e io sono un po' l'outsider, ma diciamo che ho realizzato delle opere che in un modo o nell'altro si intrecciano anche con l'opera sia di Banksy che degli altri artisti qua esposti. Qui a Udine ho portato fondamentalmente 2 soggetti che sono 2 sante, Santa Suerte e Santa Libertà Negata. Queste sono diciamo le Sante Suerte e queste qua le Sante Libertà Negate, che hanno 2 accezioni anche abbastanza diverse. Santa Suerte è nata durante i lockdown, quindi in qualche modo basata sulla dea pagana, la dea fortuna, la dea bendata, che ho fatto diventare santa addirittura, quindi cercando di trovare così anche tra gioco e serietà una sorta di protezione nei confronti di un virus, di una pandemia che è il Covid. La Santa Libertà Negata, come si può vedere, spiegare le opere non è sempre bellissimo, però oggi facciamo un'eccezione. Ho utilizzato la corona della Statua della Libertà di New York con una ragazza chiaramente nera, cercando comunque una critica sociale nei confronti di un certo atteggiamento un po' troppo pesante di certe forze di polizia nei confronti delle minoranze, che a volte sono ingiustificabili. E quindi diciamo così, questo è quello che ho portato, sperando di poter trasferire allo spettatore anche una qualche emozione, senza doverle spiegare come ho fatto in questo momento. Vi ringrazio. Allora, buongiorno a tutti, sono TV Boy, siamo alla chiesa di San Francesco ad Udine e sta per inaugurare una mostra sensazionale su Banksy e Friends. Friends si intende gli artisti della street art, e vi invito a vederla perché è una mostra veramente unica nel suo genere, irrepetibile in una città come Udine. Ci sono lavori di Banksy, Brainwash, Ravo, Iago, Pau dei Negrita e anche i miei lavori. E l'allestimento è veramente spettacolare, e anche il luogo è magico ed è bellissimo vedere questo accostamento tra l'arte antica e l'arte contemporanea. Noi dell'Amoroso siamo stati chiamati a sponsorizzare questa mostra, siamo molto felici di averlo fatto, associando alla street art, che qui vediamo rappresentata in modo molto, molto bello, cioè con una panoramica italiana molto interessante, appunto abbinando il design di tutti i nostri designer. Ho scelto Ron Arad. La mostra crea
al di là di quella che è una sala personale all'inizio dedicata all'artista inglese, è tutta strutturata su link, su trade union tematici fra un'opera selezionata di Banksy e le opere scelte dei vari artisti che gli fanno da corollario. È molto interessante vedere anche come questa forma innovativa di cultura figurativa internazionale si vada a legare a quello che è uno degli ambienti più classici, più pazzeschi peraltro, della cultura architettonica e storica della città di Udine, dove appunto gli affreschi sono stati recentemente riscoperti e riportati alla loro antica bellezza. Quindi è un progetto che si sviluppa attraverso diverse sezioni, mettendo in relazione la cultura della street art italiana con quello che possiamo dire essere in questo momento il nume tutelare, quindi Banksy, e che analizza attraverso queste sezioni ciò che la street art è, quindi non solo uno strumento di denuncia politica, ma, come ho detto precedentemente, una lente di ingrandimento su quella che è la nostra società. Speriamo che possa davvero avere un successo molto importante. Devo ringraziare, oltre all'assessorato alla cultura di Udine che gestisce il tema della cultura in maniera veramente illuminata, la Pop House Gallery nella persona di Angelo Casa, che dobbiamo descrivere come uno degli ultimi mecenati, e spero davvero che questa sua figura possa continuare con questa forza a proporre offerte culturali di un certo tipo, e chiaramente a tutto il suo staff. Vi ricordo che la mostra è visitabile dal mercoledì alla domenica, quindi chiusa il lunedì e il martedì, con orario continuato dalle 11 alle 19. Grazie mille.